no, Panormus, sì. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa partita tra Cus Palermo e Calcio Sicilia. Siamo qui al campo sportivo Giovanni Aloisio di Misilmeri in una fresca giornata di ottobre per assistere alla sesta giornata dell'Eve Elite Under 17. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare questi 3 punti, che vale addirittura già uno scontro diretto, potrebbe valere i posti alti della classifica. Calcio Sicilia terzo a 9 punti, mentre attualmente il Cus ottavo a 7 punti. La classifica è corta, tutte le squadre si trovano lì in una manciata di punti, quindi questo potrebbe dare una maggiore motivazione di vittoria ai ragazzi in campo. Il Cus viene da 2 vittorie di fila, da cui l'ultima contro la Vis Palermo nel derby vinto 5-1 la scorsa settimana, mentre il Calcio Sicilia ha ritrovato la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi contro la Panormus in trasferta. Qui squadre ai saluti e siamo quasi pronti per assistere a Cus Palermo e Calcio Sicilia. Qui squadre che stanno per entrare in campo. Ci siamo, le squadre si stanno disponendo in campo. Il Cus sta prendendo forma, si mette ora nel suo modulo. Calcio Sicilia, il tiro d'urlo, eccoli qui, arrivano pure loro. Facciamo partire tutti i tabellini. Ecco qui. Manca solo il minutaggio che partirà una volta arriva il fischio dell'arbitro. Primo possesso sarà del Calcio Sicilia, ora fino punto di battuta. È arrivato il fischio dell'arbitro. Cus Palermo, Calcio Sicilia, sesta giornata di Allievi Elite Under 17, ricordo. Calcio Sicilia terzo a 9 punti, Cus Palermo ottavo a 7 punti. Il primo possesso, come già detto, è per i ragazzi del Calcio Sicilia che ora la girano. Calcio Sicilia in maglia rosa-nero, mentre il Cus oggi in maglia bianca. Agnello esce, non trova Ignoffo, rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Florio con le mani. Florio cerca dentro il Rofino, non riesce a controllarla, forse è spinto. Calcio di punizione per il Calcio Sicilia. Primo fallo della partita, primo calcio piazzato. Sarà tra piedi ai giocatori del Calcio Sicilia. Subisce fallo Orofino. Qui va a battere questo calcio di punizione Florio. Ale! Abbatte! Salta bene! Dai che viene! Florio gioca al limite, schema, prova a trovare Longo che cerca una palla dentro, riesce ad
a difesa del Cus, ma la tiene ancora il calcio di Sicilia. Barone insegue Grammauta, però forse spazio, ancora Grammauta, lo chiude Agnello. Ora Rofino prova a liberare spazio per il tiro, lo chiude Agnello. Allarga dalle parti di Livigni. Dopo una super partita contro la Vis Palermo vuole rifarsi, vuole ripetersi. Il giocatore numero 10 è il Cus Palermo, vediamo cosa farà oggi. Anche Barone viene da una splendida prestazione la scorsa settimana. Vediamo un po' tutta la squadra del Cus come scenderà in campo oggi. Intanto palla riconquistata dal Cus, rimessa laterale per i bianchi. Ignoffo va con le mani. Ignoffo dentro l'area a cercare Barone, non riesce a prenderla. Insegue Livigni, la prende Capitano Maniscalco e gioca corto con Ignoffo. Un'altra volta Maniscalco va dietro dalle parti di Agnello, inseguito da Orofino. Agnello per Aiello, può prendere qualche metro. Ancora Aiello, allarga sotto il del campo da parte di Ignoffo, se la porta dentro l'aria. Ignoffo tenta di sterzare, riesce ad allontanare Vitale. Palla per il calcio di Sicilia. Abbatte, la palla è uscita, non attende in campo longo. Resta laterale per Maniscalco. Maniscalco va dentro a cercare Toto Barone, messo giù, conquista fallo, calcio di punizione per il Cus. Quindi Livigni in posizione di battuta. La scorsa partita il Cus Palermo è riuscito a sfruttare ben 3 calci piazzati portandoli in rete, quindi potrebbe essere un fattore da tenere d'occhio. L'arbitro può sistemare i ragazzi in aria intanto. Arriva il fischio dell'arbitro. Livigni va dentro, palla buona, non ci arriva nessuna. Non ci arriva nessuno su questa palla che sembrava ottima. Tesa dentro, non l'hanno attaccata. I ragazzi del Cus si spegne in un rinvio dal fondo. Già battuto, questo rinvio dal fondo. Locascio al suo difensore. Un'altra volta Locascio. Sale la pressione del Cus. Traoré mette pressione. Si va da Costa che allontana. Agnello ristabilisce in avanti, prova ad allontanare il calcio di Sicilia, salta questa volta Agnello, insegue Ignoffo, la prende però Longo, spara alla porta, si appoggia dalle parti di Abate. Ora Faraone allarga la sua traiettoria del campo, trova un anticipo di Mauro che la manda via di rimessa laterale su Sinagra. Batte Costa, cerca Capitan Grammauta, dietro dal suo difensore. Ora vuole il play, riesce a girarsi, va a chiuderlo Livigni, non riesce. Viene palla, ancora il calcio di Sicilia, prova a inserire dentro Vitale. Per Florio la tiene in campo, non riesce a mettere una palla dentro, esce con le mani Mazzola. Di Mazzola prende questa palla con le mani e la gioca corta in aria da Agnello, mette pressione Rafino, anche Longo la gira bene in difesa, si aiuta da Costa e ora va da Aiello. Aiello lancia a lungo, vola Barone, la prende con la testa, lancia sulla corsa piazza, insegue anche Traoré, chiude Costa con un fallo che permette di far risistemare la sua difesa. Ci ha provato a costruire dal basso il Cus, è uscito bene come evidenzia Mister Demma in panchina. Pronto Locascio a battere questo calcio di punizione, va a lungo, non la prende Abate, la prende Livigni, in avanti allontana Vitale, quasi per Longo, lo segue Maniscalco, esce Mazzola con le mani, la chiama e la fa sua. Mazzola con la palla tra le mani va corto a cercare Aiello, mette pressione Cristiano Rofino, gioca dietro Aiello per Agnello, sale la pressione del calcio di Sicilia che va a pressare alto. Abate insegue Maniscalco, la tocca Abate, la rimanda in avanti, insegue Longo insieme ad Agnello, riesce a ristabilire il Cus. Maniscalco, Costa nel prendersi questa palla, messo giù, calcio di punizione Cus Palermo.
sposta! Palo, potete chiamare che Fermi! Marcatura, ok? Interscambio qua! Agnello per Costa, centralmente la gira dietro dalle parti di Aiello, sale la pressione di Grammauta, ora Maniscalco, pressato da Longo, costretto ad andare dietro da Agnello, gira palla bene, il Cus fa correre, il calcio di Scilla, qui Aiello lancia, Barone la difende, la mette sulla corsa di Livigni che insegue, prova a passare Livigni, messo giù, calcio di punizione, quella stava attaccando la porta Livigni, messo giù, infatti ammonizione nei primi 7 minuti di gara per il giocatore del calcio di Scilla, ha commesso fallo, sarà un calcio di punizione per il Cus. Qui il capitano Grammauta va a protestare con l'arbitro, ma già il cartellino è uscito dalla tasca del direttore di gara. Di calcio di punizione per il Cus Palermo, da lì può fare male, va Livigni in posizione di battuta. In 3 addirittura sulla palla Barone, Traoré e Livigni, vediamo se andranno con lo schema o altro. Barone tocca, Livigni cerca il destro a giro, conclusione poco precisa, palla alta sulla traversa. Devono sfruttare meglio questo calcio piazzato, non sono riusciti bene. Invio dal fondo per Locascio. Ma che vanno lunghi, Barone! La seconda palla però! Più avanti! Dietro Agnello! 10 che si attacca! Locascio va a lungo. Palla a metà campo, salta Agnello. Spinge però Orofino, calcio di punizione. Capri, stringi! Vai Mattia! Pronto a battere, no, Palumbo, scusate, a battere questo calcio di punizione. Va corto a cercare Florio, mette una palla dentro, può servire Longo col petto, la lascia ad Orofino che non arriva a prenderla ma colpisce l'avversario. Costa a terra, calcio di punizione per il Cus. Va a battere l'Agnello, la gioca veloce da Maniscalco, centralmente Costa, sale a battere, ancora Costa, si fa spazio, serve bene Livigni, prova a imbucare per Barone, questa volta è regolare, l'arbitro non fischia. Locascio va a lungo a cercare Grammauta, non riesce a prenderlo, Orofino con la testa prova a servire il compagno, l'arbitro fischia un altro fallo, altro calcio di punizione, altra interruzione. Match subito frammentato, molto subito pieno di interruzioni. Questo è l'ennesimo calcio di punizione per il calcio di Scilla, va Palumbo alla battuta. Palumbo pronto a mettere questa palla in mezzo, ci prova, vola il secondo palo, cerca la testa dei compagni, non la prende nessuno, e suoi poi tira al volo di Sinagra, si spegne tra le braccia di Mazzola. Mazzola se la mette a terra, gioca corto da Agnello, prende qualche metro Agnello, vuole uscire palla al piede, rischia, qui su Grammauta la riprende e abbatte, lancia per Orofino, lancia fuori misura, rinvio al fondo per il Cus. Aveva rischiato quel Cus Palermo in fase di uscita, Agnello si era allungata troppo, l'aveva riconquistata Abate ma non è riuscito a servire Orofino. Agnello va a lungo, prova a cercare Barone, riesce a appoggiarsi da Livigni, mette una palla sulla corsa ma non ci arriva nessuno dei suoi, era troppo di trignoffo, quindi Florio l'accompagna via, in rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Pronto Florio con le mani. Florio va a lungo con le mani a cercare Orofino, difende la posizione capitano Maniscalco, prova a imporsi, Grammauta la tocca e la palla resta in campo, quindi Cristiano Orofino
Va dentro a cercare Sinagra. Mauro rischia con questo controllo. Mazzola ci mette una pezza. Erroraccio qui di Mauro, che mette giù una palla in area di rigore. La lascia quasi agli attaccanti per tirare. Si distende bene Mazzola. Prima vera chiara occasione da gol della partita. E passa a 3 piedi del calcio Sicilia. Quindi calcio d'angolo battuto da Bate, messo in mezzo sul secondo palo a cercare la testa di Vitale. Alto. Sarà rinvio al fondo per il Cus. Andiamo! Dai raga, dai! Occhio qua! Organizziamoci! Siamo due, Antonio! Prendilo tu, Francesco! Prendilo tu! Mazzola invita i suoi a salire. E si stacca lui, fermi qua! Ok, davanti! Prendilo, Davanti! Ehi, Longo! Su Longo! Raga, è nostra! Mazzola cerca Traore, non riesce a prenderla, la insegue Barone. Allontana Palumbo. Ora Longo. Aiello lo segue, la manda via, rimessa laterale calcio Sicilia. Eccolo qui che arriva. Costa, batte questa rimessa laterale. Palla contesa, l'allontana. Costa però del Cus. Insegue. Palla. Cus Palermo, palla un po' contesa, però a stabilirla. Il possesso, giocano bene un tocco. Banone, innescato la Traoré, scivola Vitale, dritto sulla palla. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Ha provato a uscire tutto un tocco qui il Cus. Mauro. Vuole Traoré dentro l'area, però mette una palla in mezzo che si alza forse un po' troppo. Lo Cascio la lascia spegnere fuori. Quindi dal fondo calcio di Sicilia. Attento Andrea! Su 4 Andrea! Banane! Lo Cascio può andare lungo, questo arriva dal fondo. Va lateralmente a cercare Sinagra, va a prenderlo stretto Mauro. Palla che si spegne via. Riessa laterale per il calcio Sicilia. Dai Costa! Signore, ho le mani quando saltiamo. Andrea! Barone! Sulle di passaggio, Barone! Quindi Costa con le mani gioca corto a cercare Longo che si abbassa per ricevere palla. Poi la gira, cerca il cambio gioco. Ignoffo la insegue, la mette giù, non riesce però a tenerla in campo, rischia di farsi male con Ignoffo. Si è fatto prof, vedi se è fatto prof. Capito Fra? Non venire troppo. Riessa laterale per Florio. Facciamolo, oh Gabriele, Fabiano. Aspetta, Francesco. Aspetta Mario. Si muove, ci accosta. Vieni Salè. Florio batte che si è messa laterale a cercare Orofino, non lo trova, la prende Maniscalco. La toglie a Longo e poi va a lungo. Sale, addio al Cus. Traoré non riesce a metterla giù, spinto, calcio di punizione. Già battuto questo calcio di punizione. Dietro D'Agnello. Ora Mazzola. Segue Rofino. Riesce a togliersela dai piedi Mazzola. Agnello prende qualche metro. Lancia a lungo, la toglie Vitale. Ora ancora Agnello con la testa la rimanda in avanti. Abbatte a sua volta. Cerca Capitan Grammauta. Prova a girare, il lancio è buono per Sinagra che l'attacca. Sinagra la prende, lo segue benissimo Mauro. E poi con le mani Mazzola la va a prendere, la fa sua. Sventa bene questa azione avversaria il Cus Palermo. Maniscalco. Si libera bene la pressione avversaria. Qui Livigni mette giù Orofino. Calcio di punizione per il calcio di Sicilia. Abbiamo! Dove c'è l'altro? Mario!
ma Grammauta a battere questo calcio di punizione. Uno si deve staccare. Ne vuole 2 in barriera Mazzola, schiera Livigni e Ignoffo. Grammauta mette una palla in mezzo, prova ad allontanare, ci riesce bene, Piazza. In rimessa laterale per il calcio di Cile. Andiamo! Ognuno al suo posto, dai! Attenzione che la battono lunga! Giabba sulla sinistra laterale a cercare Sinagra, non riesce a controllare, allontana il Cus, va in avanti, Traoré non la mette giù, in avanti Palumbo, poi Costa la manda in avanti, Baroni insegue, contro Vitale, palla messa fuori, rimessa laterale Cus Palermo. Mario, le spalle, Mario! Si resta ancora 0-0, minuto numero 17 del primo tempo di gioco, finora una vera e chiara occasione da gol, l'ha avuta tra i piedi il calcio di Cile, il Cus deve ancora presentarsi lì in porta. Mauro batte per Barone, riesce ad appoggiarsi dal compagno, la prende Traoré, prova a farsi spazio, Vitale allontana. Ora Sinagra, la manda in avanti. Agnello prova ad allontanare, non riesce del tutto, arriva Aiello a dare una mano, la palla però resta lì, occhio. Costa la gira per Ignoffo, ora Livigni non riceve, palla persa, la prende Abate, che gioca corto con Florio, di nuovo Abate, lancia a lungo, forse per Orofino, che può tenerla in campo, lo segue Maniscalco, lo chiude, la tiene in campo, Maniscalco ancora, ma secondo l'arbitro è uscita, calcio d'angolo per il calcio di Cile. Pronto Abate a metterla in mezzo, si avvicina al Grammauta, se la viene a prendere, lascia di nuovo ad Abate, prova lo schema, palla messa in mezzo, Ignoffo allontana per evitare guai peggiori. Florio mette una palla dentro, buona, non riesce ad approfittare nessuno ai suoi, poi Abate ci prova al volo, Abate a cercare il secondo palo, invita al fondo Cus. Bene, Mario, più avanti, Mario, più avanti, più avanti, Mario, più avanti! Palla già messa in gioco, Barone per Ignoffo, prova a entrare dentro il campo il Cus, a terra Livigni, tutto regolare, ora Costa non trova Livigni, trova Grammauta che riceve questa palla, Piazza prova a toglierla, tutto regolare, la prende Livigni, trova Barone però anticipato dall'avversario, a terra Abate, calcio di punizione per il calcio di Cile. Ragazzi, dobbiamo essere un attimino più attenti. Sali, ci pensa lui. Sali. Sali. Girati Francia. Vai Mario. Fallo Cascio a battere. Vai Mario. Stringi. Un passo dietro, vai. Costa. Va lungo Locascio a cercare dentro i compagni, allontana Aiello. Ora Abate prova a rimetterli in mezzo. La gira qui Sinagra che ha provato l'acrobazia da fuori dopo averla messa giù col petto. Che ha provato il numero 11 del calcio di Cile a fare il gol del fine settimana. Agnello va lunga. Traoré non la riesce a prendere, allontana Palumbo. La palla è buona per Abate. Abate per Longo, attacca la fascia, Longo entrare, mette la palla in mezzo, non la toccano fino, poi prova ad allontanare Aiello, Mauro allontana del tutto a cercare Traoré, l'ultimo tocco per il suo, rimessa laterale calcio di Cile. Ecco con le mani qui che va a batterla Costa, va dentro da Longo, spara la porta, viene raddoppiato, a terra Piazza e guadagna un calcio di punizione. Franci, scarica la Mattia! Fermi qua. Quindi Mazzola va a battere questo calcio piazzato. Fermi! Ancora! Lasciala stare, apposta. E allora vai su, Agnello! Dai!
batte lungo Mazzola, va in avanti, non trova Traoré, trova la testa di Palumbo, ora prova a prendersela, Piazza, attacca questa palla, commette un altro fallo, altra interruzione, altro calcio di punizione. Sali, sali. Locascio va a lungo, questa volta a cercare Grammauta, salta Agnello, insegue pure Florio, arriva Ignoffo, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è di Florio, sarà rimessa laterale per il Cus che potrà ritrovare il possesso. E Fabia! Devi pensare a giocare. Basta! Dai ragazzi! Dai raga! Cerchiamo di muoverci! Mario, pensa a giocare, Fabiano! Maniscalco cerca Barone, salta Grammauta, ora fino la mette giù, arriva Costa, la riprende Agnello, ce la lascia Maniscalco, centralmente trova bene Costa, alza la testa, può servire i compagni, Costa, tenuto da Grammauta, la allarga dalle parti di Aiello, Aiello va a lungo a cercare Mauro, non può tenerli in campo, la difende il Calcio Sicilia, si tiene questa rimessa laterale già battuta, Costa per Longo, trattenuto da Aiello. Calcio di punizione, calcio di Sicilia ancora. Sistemiamo bene! Francesco non andare! Francesco! Mario centrale, Mario! Mario centrale! Tutti bianchi su! Mette questa palla in mezzo a cercare le torri dentro, Mazzola la chiama sua e se la prende. Mazzola va a lungo, lunghissima a cercare forse Barone, la palla rimbalza, Barone può difendere, accusa un colpo ma si continua a giocare, lancia in avanti Faraone, la prende Aiello, ferma il gioco, c'è Barone dolorante a terra, ha colpito la testa. Attento! Calciamo. Costa, su quella palla là c'era già il cambio di gioco, alza prima la testa, guarda di prima. C'era già il cambio di fronte. Appena rimbalza subito. Dai, appena rimbalza porta terreno, appena tocca il terreno, non ti devi che la tocca. Fabiano, guarda come scappò. Palla rimessa in gioco, allontana Aiello, Florio va in avanti, la prende bene Grammauta, la mette giù, Grammauta verticalizza, cerca Orofino, prova a passare, ottiene bene Maniscalco, Orofino prova ad accendersi, lo segue Maniscalco, poi arriva Agnello, la manda per rimessa laterale, chiude bene la difesa del Cus. Ali, ora vieni qua a mezza la sinistra. Florio pronto a battere questa rimessa con le mani, cerca Orofino che si riesce a liberarsi dell'avversario, va dentro, salta Aiello, allontana, palla però che resta lì, Maniscalco va in avanti al limite, Grammauta la rimette in aria, insegue Sinagra, palla però riconsegnata a Mazzola. Andri, dai, girate, dai. Dietro, sempre davanti, Andri, così. Ancora Mazzola, palla tra le mani. Mario, occhio, sono due spalle. Fermi, ancora. Ali, Mazzola la mette giù, va a lungo a cercare Mauro, trattenuto, poi allontana Costa in avanti per andare Mauro, non trova Barone, l'accompagna via Palumbo, rinvia al fondo per Locascio, Palumbo, mettili bene. Locascio gioca corto con Vitale, pressa Traoré contro Florio, riesce a toccare, la palla resta lì, ora spara la porta, l'allontana Florio, riconquista palla alta il Cus,
Sicuramente lo suo schema provato già in allenamento. Pressione altissima da parte del Cus. Riesce a ottenere subito palla. Ignoffo pronto a battere, rimessa laterale. Attaccato Oresci. Maresca. Attaccato Oresci, Maresca. Ignoffo va in avanti, Barone viene abbracciato da Abate, allontana il calcio di Cile, palla riconsegnata ad Agnello che ora va dietro a Mazzola, sale tutto il calcio di Cile, Mazzola, palla al piede, gioca corto con Costa, controllo errato, Longo può prendere, riesce a rimediare Costa dopo aver preso un brutto spavento qui, il Cus allontana, Traoré per Livigni, prova a verticalizzare e mette una palla buona per Barone, allontana Vitale, ora Abate, la manda via. Rimessa laterale per il Cus. Ignoffo va in avanti per Barone, prova a girarla per Mauro, allontana Costa, ora rincorre Sinagra. Sinagra sale palla al piede, la tocca Piazza, Sinagra ancora, Agnello allontana, ultimo tocco è il suo, rimessa laterale calcio di Cile. Partita per ora molto equilibrata fin qui, le squadre si stanno un po' studiando per provare ad affondare, si resta ancora 0-0 quando siamo quasi alla prima mezz'ora di partita. Florio, Ignoffo commette fallo su Grammauta, calcio di punizione per il Cus, per il calcio di Cile, scusate. No, rimani al tuo posto. I calciatori ha sentito. Io ho visto due secondi. Ok, io ho visto solo qui. Rimani qua. Mettili qua, mettili qua. Grammauta pronto a battere questo calcio di punizione, guarda i compagni in aria. Grammauta va dentro, cerca dentro Vitale che la tocca ma non trova i compagni. Ora Mauro prova ad autolanciarsi, non riesce, palla di spegne fuori, rimessa laterale per il Cus, per il calcio di Cile. Calma, calma, Francia verso la porta, Francia. Già battuta Costa, la tocca Piazza, prova a allontanare Mauro, la rimette in gioco Abate, trova Faraone, di nuovo Costa seguito da Piazza, Costa sterza, messo giù, altro calcio di punizione, altro fallo, altra interruzione. Vai a saltare, Gabriele, vai a saltare. Ali, vai capire all'uomo là! Calcio di punizione battuto in mezzo a terra, Sinagra ma si era quasi portato a terra il giocatore che lo teneva, quindi tutto regolare. Mazzola per Ignoffo, lo segue Abate, si libera il pallone qui, Ignoffo trova Traoré, sbaglia il controllo, rimessa laterale. Florio va dentro, cerca Orofino, lo segue Maniscalco, ancora Orofino prova a metterla giù, quasi alla bandierina a difendere, Orofino prova a cercare una deviazione avversaria, non la trova, qui Vitale insegue, tiene il possesso, gioca corto con Florio, Traoré gliela toglie, Vitale allontana, Aiello salta più in alto di Longo, la rimette a metà campo. Ora Faraone per Costa, un'altra volta Faraone, ha spazio per girarsi, se la porta avanti, lancia dentro l'area, Maniscalco lontana, Rofino la tocca ma non controlla e quindi ora Costa può impostare un'attazione. Costa per Ignoffo, Ignoffo sale palla al piede, sulla fascia ancora Ignoffo, ora serve Traoré che si è spostato al lato destro e al lato sinistro. Traoré prova a imbucare dentro per Barone, non lo trova. Costa riesce a recuperare palla, la tocca a Grammauta, l'ultimo tocco è del capitano del calcio di Cile, rimessa laterale Cus. Pure dietro, ce l'hai pure dietro. Va bene così. Maniscalco va in avanti da Barone, riesce ad appoggiarsi bene per Traoré, Vitale gliela tocca e ora sale palla al piede del calcio di Cile con Longo.
prende un sacco di metri, Longo ancora tiene palla, mette a sedere a tutti, Longo ancora, seguito da Piazza, lo segue, lo trattiene, ma è tutto regolare, si continua a giocare. Ora mette una palla in mezzo, Sinagra, Agnello non precisissimo qui ad allontanare con la testa, la manda in calcio d'angolo. Altra occasione alla bandierina, ancora per il calcio di Sicilia. Dai Mario! 5 dentro! Abate pronto alla bandierina. Fatto bene! Abate va dentro sul secondo palo a cercare la testa dei compagni, non trova la conclusione vitale. Mazzola blocca questa palla. Tiene ancora palla Mazzola, si resta 0-0 al minuto numero 32 e 30 del primo tempo di gioco. Mazzola va a lungo, cercare Barone, Palumbo salta ma non allontana, Vitale riesce a metterle in avanti. Traoré messo giù, si continua a giocare, quindi Livigni allontana Florio, la prende Agnello, si sta rialzando Traoré dolorante. Maniscalco, scambia bene con Agnello, supera Grammauta, la prende Abate ma non per molto. Ora Piazza messo giù da Abate, si continua a giocare per il vantaggio. Tiene palla Ignoffo, mette sulla corsa Livigni. Livigni va dentro, non trova l'aria e prova a riprenderla il calcio di Sicilia. Grammauta scivola bene Ignoffo, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Hai sbagliato 4 palloni, Florio batte questa rimessa laterale, vuole dentro l'angolo, segue ancora Maniscalco. Maniscalco scivola dritta sulla palla e poi prova a riprendere, non riesce del tutto. Longo tiene ancora il possesso, entra in aria, la mette dentro, Mazzola la fa sua. L'ha seguito bene Maniscalco, poi forse un po' sfortunato nella deviazione. La palla è tornata all'attaccante del calcio di Sicilia. Fatto sta che la Mazzola tra le mani. Agnello va in avanti a cercare Barone, allontana il difensore del calcio di Sicilia. Florio in avanti a cercare Sinagra, salta ma Agnello salta più in alto, la prende Costa, sale sulla fascia sinistra del campo del calcio di Sicilia con Costa, va in posizione da cross, se la allunga forse un po' troppo, la tocca Mazzola, era quasi un tiro da lì. Mazzola manda via in calcio d'angolo. Andiamo, dai! Francia, mettiti al primo palo, Francia! Rimani al primo palo! Attenzione, sei dentro! Abate mette un'altra palla in mezzo, non la prende nessuno dei ragazzi in aria. L'ha persa, il via dal fondo per il Cus. Anto! Al contrario ci giri! Stiamo attenti! Dai, Cristiano, Sono dai, due qua, Ciccio! Mario! Sono due, stiamo attenti! Non le facciamo, raga, dai! Mazzola prende a battere questo limite dal fondo. Ali, davanti, Ale! Dai, Cristiano! Prendiamo sta palla! Mazzola va a lungo. Ignoffo salta, la toglie Grammauta. Ora Traoré prova a controllarla, raddoppiato, Traoré prova a uscirla. Orofino si mette davanti la palla e la difende, la lascia ad Abate. Sale Abate, trova bene Longo. Lo segue Agnello, gliela tocca, continua a giocare Longo e poi allontana Agnello che prende per il suo compagno. Sinagra va in porta! L'ha sbloccata il calcio Sicilia con questo tiro di Sinagra al volo. Si spegne alle spalle di Mazzola, fa il gol dell'1-0. Fa il gol dell'1-0 il calcio Sicilia, qui si lamenta il Cus Palermo per un tocco di mano forse giudicato da
i ragazzi in campo. Andiamo al suo posto, dai! L'arbitro dice che è tutto regolare e segna Sinagra al minuto numero 36 del primo tempo di gioco. Si porta in avanti il calcio Sicilia. Quindi aggiorniamo il tabellino. Cus 0, calcio Sicilia 1, segnato Sinagra. Non perdiamo la testa! Dai, Piccioli, sali! Vai, su, attaccali! Attaccali! Ok, ci risiamo. Quindi Cus 0, calcio Sicilia 1, si è portato in avanti con Sinagra la formazione in trasferta. Vai, su! Fabiano al tuo posto, sono due! Con un intervento dubbio da parte dell'arbitro, ma ha continuato a far giocare. Quindi 1-0 per il calcio Sicilia. Dai, Palumbo, dai! Francesco, sulla palla! Calcio di punizione per il Cus, c'è da dire anche sfortunato, che aveva provato ad allontanarla. Agnello ha preso il suo compagno, la palla è restata lì e poi se l'è trovata Sinagra a tre piedi. Ha fatto il gol del 1-0 che per ora sblocca la partita e mette un gol in avanti i ragazzi maglia rosa. Traoré prova ad andare dentro, la prende Barone! Ha pareggiato Barone! Risponde subito Totò Barone, pareggia tutto ed esulta sotto i suoi. 1-1 Totò Barone. Cus 1, calcio Sicilia 1, ha pareggiato Totò Barone su questo calcio piazzato, riesce a sfruttarne un altro. Come avevo detto inizio partita, occhio al fattore calci piazzati, riesce a sfruttarlo a dovere un'altra volta, segna Totò Barone, sente il fiuto del gol, riesce a pareggiarla, Traoré dentro, Barone segna al minuto numero 38, pareggia tutto il Cus, 1-1, si ritorna in parità come tutto è iniziato. Risponde a Sinagra Barone e la pareggia subito alla prima occasione che gli si viene posta. Cus 1, calcio Sicilia 1, segnato Barone. Traoré ora prova a riversarsi in avanti il Cus, la perde. Ora poi posta l'annotazione il calcio Sicilia, batte, va dalle parti di Faraone, sale qui il calcio Sicilia, allarga delle parti di Sinagra, lo segue Aiello, Sinagra dietro da Costa, di nuovo Sinagra, lo segue Piazza, in avanti Orofino, spara la porta, prova a liberarsi, trova Faraone, ora va dietro dalle parti di Palumbo, gestisce bene il possesso il calcio Sicilia. Faraone lancia bene sulla fascia per Sinagra, lo segue Mauro, prova a entrare in aura, Sinagra non ci arriva, la palla esce fuori, rivede al fondo per il Cus. Dai, oh, dai! Due centrali nel campo, porco zio porco! Mazzola va a lungo, Sinagra che trattiene talmente Mauro ma lascia giocare il direttore di gara. Questa è la laterale per il calcio Sicilia. Costa con le mani, palla contesa, Barone prova a prenderla ma commette fallo. Sarà calcio punizione per il calcio Sicilia, se ho visto bene. Sono interpretato bene, vediamo. Ah no, sembra essere per il Cus. Già batte il Cus, Aiello lancia in avanti, può prenderla Barone, non ci arriva, Vitale salta più in alto. Orofino si abbassa addirittura in difesa per ricevere questa palla, si appoggia ora con Florio ma la perde il numero 2 il calcio Sicilia. Rimessa laterale per il Cus, Ignoffo la lascia a Maniscalco. Maniscalco ancora, va in avanti, cerca Barone, difende bene, poi però la perde. Abate se la viene a prendere, serve Faraone, avanza in contropiede del calcio Sicilia, allarga dalle parti di Sinagra, ancora attacca sulla destra del campo, qui la formazione in trasferta. Sinagra va dentro, non trova Orofino, allontana Maniscalco. Piazza contro Faraone, duello tra numeri 8 che la spunta
giocatore del CUS che subisce fallo e quindi calcio di punizione per il CUS Palermo. Quell'occasione ci devi girare. Lungo Vaiello, non trova Livigni, un poco in ombra in questo primo tempo di gioco. Ora prova a riprendere Livigni. Traoré mette sulla corsa Ignoffo, entra in area, Granmauta lo tiene. Poi secondo l'arbitro c'è fallo commesso da Ignoffo ai danni di Granmauta. Calcio di punizione Giochiamo con loro e con lui, con tutti e tre addosso. Tranquilli. per il calcio di Cili. Dovete giocare. Fa parte della partita. Fa parte della partita. Stringi, oh Cris, stringi. Dobbiamo aiutare a centro! Su. Locascio va a lungo a cercare Orofino. Traoré prova a prenderla, la manda in avanti piazza, non trova i suoi compagni lì davanti. Ristabilito il possesso Rosa. Longo prova a prendere questa palla, ci riesce bene, sbraccia con Piazza, trattenuto il numero 9 del calcio di Sicilia. Calcio di punizione per il Rosa. Aspetta il fischio dell'arbitro, ecco che arriva. Palla messa in mezzo a cercare forse Vitale, allontana di il CUS. La riprende però Farone, va dietro da l'ultimo uomo del calcio di Sicilia, Costa. Florio riceve palla, scivola Traoré per andarla a prendere. Ignoffo segue Granmauta, chiude bene Ignoffo, l'ultimo tocco è Rosa. Rimessa laterale per il CUS, è già battuto. Ignoffo non trova Livigni, rimessa laterale per il CUS Palermo. Ignoffo ancora. Barone vuole prenderla, cerca Livigni, abbatte la tocca, altra rimessa laterale di nuovo CUS. Ignoffo cerca il rinvio lungo dentro l'area. Barone la tocca ma non riesce a servire i compagni. Ora Piazza la possibilità di provare da fuori. Scordinato questo tiro che finisce addirittura in rimessa laterale. Il 4 Andrea! Va in avanti Piazza, cerca Barone che non controlla, Vitale allontana, fuori, rimessa laterale però questa volta per il CUS. Siamo agli sgocci del primo tempo di gioco, 44esimo minuto e 20 sul cronometro, si resta 1-1 tra CUS e Calcio di Sicilia. Vediamo quanto assegnerà il direttore di gara come extra time. Il gioco è stato ricco di interruzioni, quindi mi aspetto un recupero più o meno corposo. Mauro non trova Barone, Costa prova a prenderla, va in avanti, ancora Barone non riesce a controllare un'altra volta. Lancia in avanti Faraone a cercare Longo, allontana il difensore del CUS. Un minuto di recupero. Niente, mi ha smentito il direttore di gara. Solo un minuto di recupero assegnato dall'arbitro, 60 secondi alla fine del primo tempo. Longo riesce a girarsi, attacca la fascia, lo segue Mauro. Longo per andare dentro, Mauro scivola, riesce ad andare pulito sulla palla. Trova anche un rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo e sarà battuta la Mazzola. Girati Cristian, girati, vieni. Stiamo dormendo. Mazzola pronto ad andare. Eccolo Mazzola che va a lungo a cercare forse il Traoré. Granmauta prende, abbatte. Calcio di punizione CUS Palermo. Ok, dai. Battiamo. Ci fai battere, giusto? Ok. Potrebbe essere l'ultima azione di questo primo tempo. È passato già il 46esimo minuto. La distanza
Livigny va a battere questo calcio di punizione. Livigny mette questa palla in aria. Livigny cerca dentro i compagni, allontana bene Florio, poi Gran Mauta e arriva il fischio, il direttore di gara. Intervallo che vede le squadre andare negli spogliatoi sul risultato di 1-1 tra Cus Palermo e Calcio Sicilia. Aveva segnato Sinagra, subito dopo ha risposto di testa Barone, che per ora sancisce il risultato parziale di 1-1 tra Cus Palermo e Calcio Sicilia. Io mi silenzio e ci sentiamo non appena inizierà il secondo tempo di gioco.
ci siamo quasi. Riprendiamo dove ci siamo lasciati. Cus Palermo 1, Calcio Sicilia 1. Decidono attualmente le reti di Sinagra nel Calcio Sicilia che ha sbloccato il match. Mentre nel Cus Barone con l'incornata di testa vincente ha pareggiato il match. Ecco che arriva il fischio, secondo tempo di gioco che inizia ora. Siamo pronti al 100% per partire. Pure il minutaggio. Primo possesso e sarà per i giocatori del Calcio Sicilia. La mette giù Aiello. Serve il compagno, in avanti trova Traoré. Nessun cambio da entrambe le parti. Si rimangono gli stessi 22 che erano in campo nel primo tempo. Manda prima! Rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Florio va con le mani. Florio, rinvio lungo a cercare, forse addirittura lungo, la prende Mazzola. Mazzola con le mani. Riesce a servire maniscalco. Ora Agnello. Agnello va a lungo. La prende Faro, la rimette in avanti di testa. Trova però Costa. Costa sterza, può servire Piazza. Tiene ancora il numero 6 delle Cus che lancia sulla corsa di Mauro. Non lo trova, rimessa per il Calcio di Sicilia. Costa trova l'anticipo di Piazza. Lancia in avanti per Barone. Lo segue anche Palumbo. L'ultimo tocco del 6 rosa. Rimessa laterale Cus. Mauro pronto a battere la rimessa con le mani. Mauro cerca Barone, tiene ancora la posizione. Abbatte, gliela toglie, poi Palumbo prova a rinviare e Sinagra dà la mano, la prende però Costa. Prova a stabilire ancora il possesso, Barone prova a prenderla, non riesce. Orofino la mette giù con un braccio. Calcio di punizione per il Cus. Costa, la porta. Costa invitato a dare addirittura in porta dal suo mister. La distanza col 10. Costa! Troppo giù siete! Costa! Portali un po' su! No, non battere! Non c'è distanza! Non mi ha chiamato distanza, per questo. Io gliel'ho detto a lui. Costa 10, vieni qui. Ma la distanza è chi? È laterale, oh! È laterale! Costa batte questo calcio di punizione e prova ad andare addirittura in porta. Palla di gran lunga fuori dalla porta difesa da Locascio. Non ci arriva, rimani là! Non ci arrivo! Non ci arrivo! Locascio va a lungo. A metà campo cerca Gran Mauta. Salta Ignoffo più in alto. Maniscalco lo segue, messo giù. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Vieni, vieni! Andiamo, dai! Parti su! Costa riceve palla. Prova a verticalizzare, lanciare lungo per Barone. La insegue Barone. Tiene bene Costa. A terra ma è tutto regolare. Costa ancora. Mette una palla dentro Barone per Traoré che prova il tiro. Largo. Oh, signore! A terra c'è Costa. Dolorante a terra, ma c'è da dire che Barone non aveva commesso fallo. L'arbitro ha conosciuto proseguire. Di chi era? Di chi era? Di chi era? Signore, rallenta la corsa, gli cade addosso, è sempre fallo questo, Ci sediamo una persona soltanto. È sempre noi. fallo questo, è sempre fallo. Una persona soltanto, non fate Per le cose giuste, era per le cose giuste. Per le cose giuste. Locascio allontana bene Mauro, scivola, batte, insegue Piazza, lotta con Faraone, duello con numero 8, alla meglio il numero 8 Piazza del Cus. Mauro con le mani cerca Barone, trattenuto dal direttore di gara, si continua a giocare. Mauro va in avanti, Traoré rincorre questa palla, Orofino prova a stabilire il possesso, lancia lungo ma non trova Gran Mauta, rimessa laterale
per il Cus Palermo. Qui il Cus ha condotto con una pressione alta all'errore del calcio Sicilia e riesce a riottenere il possesso. Si resta ancora 1-1. Questo scontro diretto tra Cus Palermo e calcio Sicilia. La classifica vede il calcio Sicilia terzo a 3 punti, mentre il Cus ottavo a 7 punti. Come potete vedere, 5 posti in classifica di differenza a soli 2 punti di differenza. Sono tutte in pochi punti le squadre in classifica. Questo quindi è scontro diretto che potrebbe valere i posti alti in classifica, come ho detto all'inizio gara. Piazza a prendersi questa palla che rimbalza dalle parti di Florio. Trova bene Longo, scivola Ignoffo, rimessa laterale ancora calcio di Sicilia. Batta lungo! Batta lungo! Aiello! Batta lungo, Piazza! C'è il centro! Florio va lungo in aria, quasi un cross. Ha provato la girata Orofino, non è riuscito a colpirla. Qua c'è un calcio di punizione in favore del Cus. Tranquillità, dai! Sistemiamo un po' l'imperatura che ho qualche problema. Un attimo ci risiamo. Mario, stiamo giocando con Mario! Ok, ci siamo. Va lungo Mazzola con questo calcio punizione già battuto. Costa non riesce a allontanarla. Insegue Barone, protegge Palumbo. Barone mette giù l'avversario. Calcio di punizione per il calcio Sicilia. Pensa il portiere! Dai, oh, dai, Alza di Cristiano, palo! dai Francesco! Dai Mattia, dai! Sveglia! Richiesta di intervento in campo del calcio di Sicilia. A terra Palumbo dolorante. Francesco, svegliati, Francesco, hai sbagliato per Vanno lunghi, ragazzi, vanno lunghi. non si possono sbagliare. Vai lì, Attualmente in 10, momentaneamente in 10 il calcio Sicilia. Stringi, Francesco. C'è Palumbo fuori, si attenderà l'occhio dell'arbitro per rientro in campo. E infatti sta per rientrare. Allontana Piazza, la riprende Abate, viene raddoppiato, Piazza un'altra volta. Costa, Abate, poi mette la palla fuori, c'è Piazza a terra. Adesso divenne buono. Vai ai vostri coglioni, Mario. Hai capito, Mario? Cazzetta! Hai capito? sì o no? Piazza un attimo. Sarebbe il Cus che gli darà la palla agli avversari. Dai, la palla. Un gesto di fair play da parte del Cus. Giocala! Locascio, A chi? A mia sorella. Allora la chiama e la faccio via. Attenzione, Adesso sale. ancora Locascio va a lungo a cercare Orofino, la mette bene giù Orofino, si abbassa e va dalle parti di Palumbo. Faraone, seguito da Barone, riesce a toglierla ma lo stesso che rimane rosa. Ora Sinagra la tocca, la segue Mauro, deve proteggerla, ancora Mauro, trattenuto, la maglia viene tirata, l'arbitro lo lascia giocare e poi Mauro riesce a girarsi e trova un calcio di punizione. Sta per entrare Visconti, quindi sta per arrivare il primo cambio di formazione. Batte lungo Mazzola, Barone salta, cerca i compagni. Ora Sinagra prova a prenderlo, segue bene Piazza, tutto regolare, ancora Piazza. E Mauro, scusate, per io Mauro. Mauro teneva contro Sinagra, a terra, il calcio di punizione per il Cus. Mister Demma spiega. Ciò che doveva andare a fare in campo Visconti. Tanto torniamo in campo.
Aiello mette una palla dentro, prova a prendere la Barone, non riesce a colpirla, poi Livigni da fuori la blocca Locascio, va lungo, Orofino la tocca, la prolunga in avanti, Sinagra lotta su questa palla, gamba alta qui di Orofino, giudica gioco pericoloso il direttore di gara ed è calcio di punizione per il Cus. Agnello per Aiello, lancia in avanti il numero 5 del Cus a cercare Barone, la protegge ancora Barone, mette una palla in mezzo, non ci arriva Traoré, allontana il Diosel il calcio di Cila, però la palla resta lì, ancora Barone, Sinagra vuole, abbatte, protegge bene Traoré, Traoré prova a girarsi, viene raddoppiato, riesce a tenere palla ancora il numero 11 del Cus, Traoré ancora tiene il posto e sale il Cus, Traoré ancora, serie di dribbling, li salta tutti, poi viene fermato Rabate. Costa va dentro, allontana Vitale, Maniscalco può salire, sale palla al piede Maniscalco, tiene la palla, poi la perde, quindi contropiede del calcio di Cila, deve scivolare dietro tutto il Cus, esce Mazzola, la manda via, rimessa laterale per il calcio Sicilia, dando primo cambio. Ecco Visconti che sta per entrare in partita. Esce 10, entra 7. Fuori Livigni, dentro Visconti. Piazza! Quindi fuori Livigni che oggi non è riuscito a incidere dopo la bella prestazione la settimana scorsa. Un poco in ombra, soltanto una conclusione importa qualche minuto fa, poi per il resto una partita difficile per il numero 10 del Cus che lascia il posto a Visconti. Va dentro Florio, allontana bene la difesa bianca. Vitale rimette la palla in mezzo, prova a cercare Longo che forse può prenderla. Longo la tira in campo, lo segue Mauro, la tocca, rimessa laterale al calcio di Cile. Oh Barò, sali Barò. Attento il 9, piazza dietro! Battuta, allontana bene Aiello, sale tutta la difesa del Cus, Barone tiene la posizione, riesce a prenderla e prova a portarsela sulla corsa, ancora Barone fa sportellate con Vitale e si continua a giocare, Palumbo messo giù, calcio di punizione per il calcio di Cile. Dai Palò! Piazza! Sono qua davanti. Oh Barò, veloce! Ali! Occhio alla seconda. Convinti, Convinto me! Palumbo va a lungo, cerca la testa in aria di Orofino, non riesce a indirizzarla verso la porta, insegue Aiello e sarà un calcio d'angolo per il calcio Sicilia. Dai ragazzi! Le marcature! Pronto a battere questa occasione alla bandierina. Ricca di maglia rosa, l'area di rigore, Abate pronta a battere in mezzo, Abate cerca il secondo palo di nuovo, non trova la testa di Vitale, se la rinvia dal fondo per il Cus, Mazzola può sistemare questa palla andare a lungo. Dai Mario, dai tranquillo. Devi stare zitto tu, hai capito? Maniscalco, Traoré, prova a dribblare Traoré, viene triplicata addirittura, la gira dietro alle parti di Aiello. Aiello va lungo in avanti, la riprende Traoré con la maglietta sdilabrata, si vedrà qui per le trattenute. Gran mauta ora, Traoré prova a ristabilire il possesso, passa col tocco sotto, ancora Traoré subisce fallo, però si sta accendendo il numero 11 del Cus. Un attimo prima l'ha giocato però! Bravo lì! Agnello va a lungo, allontana il difensore del calcio di Sicilia, si lascia scavalcare qui Manerin Giona Costa, può prenderla Longo che lancia lungo, Agnello non allontana, Aiello però la prende e va dal lato sinistro del campo dove c'è Ignoffo. Ignoffo in avanti per Barone, si mette davanti la palla, la difende bene Barone, serve la corsa di Ignoffo,
Un'altra volta Barone, palla a metà, la riesce a difendere ancora. Barone prova a passare, si fa spazio, scivola Vitale, rimessa laterale per il Cus. Che Mario? Siete messi male! Minuto numero 60, 1-1 per le squadre in campo. Mandalo! Longo si abbassa per ricevere questa palla, si prende qualche metro, scivola benissimo Aiello e quindi contropiede per il Cus. Lancio di Costa ma non trova Traoré. Fa le mani Locascio, se la mette a terra e si fa una gita fuori dalla porta. Ancora Locascio, arriva alla metà campo, gita fuori porta da parte del portiere, la riprende il Cus. Piazza non trova Visconti, la prende Sinagra che non controlla, rimessa laterale per il Cus. Calma, calma, calma! Signore, la prossima cambio. Visconti va con la gamba altissima, si continua a giocare. Barone ancora, la gira per Traoré. Prova a difendere il numero 11, viene raddoppiato, fa uscire la palla e poi però la perde, l'ha fatta sparire. Ancora Traoré, mette in porta Visconti. Visconti prova il tiro. Non riesce a centrare la porta Visconti. Clamorosa occasione da gol che è passata dai piedi al giocatore in maglia numero 7 del Cus, che appena entrato aveva una chiara occasione da gol e portarsi in avanti. Non riesce a centrare la porta, la colpisce male, la manda via. Dai Fabiano! Intanto cambio nel calcio di Sicilia. Fuori Grammauta, dentro Mina. Fuori il capitano della formazione del calcio di Sicilia. Sali veloce, sali, sali, sali! Al suo posto entra Mina. La seconda palla, no! Mina tiene palla, primo tocco della sua partita. Trova però una rimessa laterale. Va in avanti, dentro l'area, lontana bene Maniscalco, la va a prendere Abate, la mette giù, sale torna a mettere pressione, ancora Abate, prova a decentrarsi. Florio mette un cross in mezzo, Agnello allontana e ora Piazza la rimanda in avanti. Orofino la mette giù, serve bene sulla corsa Mina, può riceverla e metterla in mezzo. Mina va dentro, Agnello allontana in calcio d'angolo, aveva trovato un'ottima soluzione qui Orofino che ha messo sulla corsa il neo entrato Mina, palla messa in mezzo, allontana bene Agnello, calcio d'angolo per il calcio di Sicilia. Mario, concentrati, Mario! Al palo! A lungo! Attenzione! Abate va dentro, palla messa a tesa dentro, la tiene Vitale che prova il tiro, Mazzola riesce a bloccarla. Rinvia lunghissimo Mazzola, la segue Costa. Barone non riesce a prenderla, ora Piazza la perde, Faraone la controlla, prova a riprendere un'altra volta Piazza, ci mette il piede e riesce a gestire il possesso. Ora va dietro alle parti di Maniscalco, va centralmente, ora Costa la gira bene dalle parti di Ignoffo, prova a salire il Cus Palermo. Ignoffo in avanti Barone, lotta con Palumbo, la riesce a girare bene sulla corsa di Mauro. Mauro contro Costa, scivola il numero 3 del calcio di Sicilia, rimessa laterale per il Cus. Lasciaglielo stare, a centrocampo devi andare tu, Ale! Costa non riesce a gestire il possesso, ora Longo si autolancia, la prende bene Agnello, la perde però, messo giù qui Sinagre in maniera fallosa da Mauro, arriva la prima ammonizione del Cus Palermo, ammonito Mauro in maglia numero 15, primo giocatore inserito nella lista dei cattivi, il giocatore in maglia bianca. Stiamo a giocare, raga! Oh, raga, acceleriamo con sta miseria, dai! Quindi un ammonito per squadra, arriva anche quello di ammonizione di Mauro. Le marcature no!
Attenzione, si scappa! Palumbo mette una palla dentro, prova a prenderlo Rofino, non riesce. Ora la manda in avanti Traoré. Longo fa la sponda per Sinagra, autore il gol dell'1-0 del calcio di Sicilia. Poi pareggiato da Barone, ultimo tocco però di Mauro. Qui calcio d'angolo, calcio di Sicilia ancora lì davanti al minuto numero 20 del primo tempo di gioco, del secondo tempo di gioco, scusate. Quindi siamo al 65esimo totale. Abate va a mettere un'altra palla in mezzo, ancora Abate, altro cross buono, però oltrepassa tutta l'area di rigore. La difende Aiello contro Vitale, rimessa laterale per il Cus. Muoviamoci! Disco! Già battuta, ha preso un colpo Barone, si continua a giocare, prova a lanciare per la corsa di Visconti, lancia fuori misura, lo casciava a lungo, la può prendere Costa, non riesce. Sale Costa, serve bene Longo, Aiello non va a voto su questo contrasto, Longo entra in aria, può andare sul secondo palo, si lamenta dentro Rofino, in campo l'allenatore del calcio di Sicilia, furioso con Longo per questa occasione sprecata. Si resta 1-1. Poteva seriamente sfruttarla questa occasione il calcio di Sicilia per trovare il gol del vantaggio. Non è riuscito. Traoré cerca bene Costa che tiene il possesso. Ancora Costa, invitato al lancio dal suo allenatore. Lancio sporcato, la prende Palumbo. Ora Costa, segue Visconti. Costa dentro, Longo si gira, ancora Longo. Centralmente, prova a servire la corsa di Minà. Riesce a anticipare Maniscalco che va bene via su Cristiano Rofino. Si gira Piazza, serve Mauro. Mauro prova a correre sulla fascia, viene tenuto. E poi Visconti la perde. Aiello anticipa Longo, va in avanti, la prende Vitale. Un'altra volta dal 5 al 5. Questa volta bianco del Cus. Quindi Aiello cerca Mauro. Si abbassa Visconti, sbaglia il controllo, perde palla, poi Palumbo se ne va bene col numero. Rimette una palla in avanti, stanno saltando tutti gli schemi, si fa da una parte all'altra del campo. Oh, simpatia. Intendo piede, tranquillo, rilassati. Non è successo niente poco fa. Capito? Anto, dai Anto. Ti voglio in partita, Anto. Ti ho fatto entrare per farti stare in partita, Anto. Pensa a sognare, sogna, pensa al sogno. Va in avanti Costa a cercare Longo che si abbassa per ricevere un'altra palla. Poi la gira alle parti di Palumbo, può mettere pressione il Cus. Lancia in avanti Palumbo, non la tocca Sinagra, la prende con le mani Mazzola. Vitale rilancia in avanti, però palla riconsegnata a Mazzola. Calma ragazzi, calma. Lancio lungo, Visconti si fa anticipare da Palumbo. Piazza prova a metterli avanti, insegue Ignoffo, allontana Florio e poi la tocca Sinagra. Piazza non gliela lascia a Faraone, rimessa laterale per il Cus Palermo. Mauro con le mani, si arrampica Palumbo su Barone, si continua a giocare, c'è il possesso del Cus. Piazza non trova il passaggio, rilanciata la palla in avanti, Aiello la sistema e la dà a Luigi Mauro. Ora Piazza riesce a riottenere palla, ancora Piazza, ben avanti, si sistema in avanti il Cus, serve Visconti. Visconti subisce fallo, calcio di punizione per il Cus, uscita a vuoto qui di Sinagra e commette fallo, calcio di punizione bianco. E vuole due in barriera Locascio e schiera rispettivamente Sinagra e Costa. Fuori chi c'è? Orafi! Alessio, fuori sono due! Mario! Visconti vuole battere questo calcio punizione. Prova la conclusione del rasoterra, Locascio riesce a prenderla.
Era buona traiettoria, non riesce a dare potenza però. Al tiro, Ignoffo, non allontana del tutto, la prende Longo, poi sbaglia il passaggio Sinagra, a terra Orofino, si continua a giocare, Orofino segue questa palla. Dai, faccio uscire Visconti. Visconti. Entra dentro il campo, ancora Visconti. Cerca di mettere la palla sulla corsa di piazza, la perde e la prende Costa. Può servire Sinagra, si sovrappone anche Costa, cerca il cambio gioco, la prende Maniscalco, un'altra volta Sinagra la mette giù. Scivola Ignoffo, ristabilisce, prova almeno, ma non riesce a stabilire il possesso numero 2 del Cus Palermo. In avanti ora il calcio di Scilla, si impone bene davanti la palla, riesce a difenderla e accompagnare l'invito al fondo. Possesso che ritorna a 3 piedi di Mazzola in un calcio di punizione. Tanto De Luca accelera il riscaldamento. Va a lungo Mazzola. Barone fa la sponda per Troré, non riesce a servire il compagno, ora Piazza prova a schermare Vitale. Viene servito Faraone. In avanti la prende Aiello, la tocca, la manda via, rimessa laterale. Dai, entriamo. Orofino la lascia a Costa. Costa sceglie di servire Faraone. Piazza gliela toglie in maniera fallosa secondo l'arbitro. Calcio di punizione per il Calcio Sicilia. Mazzola vuole in barriera Visconti e Luigi. Pronto Palumbo a battere questo calcio di punizione. Palumbo mette una palla in mezzo a cercare Vitale. Non lo trova. Quindi dal fondo per Mazzola. Mazzola va a lungo, Faraone prova a riprenderla, Barone lo insegue. Ora sceglie di servire Ignoffo. Direzione rosa, rimessa laterale bianca. Pronto Maniscalco con le mani. Maniscalco va in avanti a cercare Barone tenuto da Abate. Per a girarsi Barone. Arbitro giudica, un rimane rimessa laterale per il calcio di Ciglia. Costa va a lungo. Longo battuto da Maniscalco in maniera abbastanza plateale. Calcio di punizione per il calcio di Ciglia. Barone! Rimani su, però! Barone! Rimani su! Le marcature, ragazzi! Costa! Piazza! Si scappa! Mina batte questo calcio di punizione in aria. Cerca di testare i compagni, la palla resta lì, arriva Vitale! Riesce a bloccare la Mazzola. Dà sicurezza alla squadra Mazzola, questa è una chiara occasione da gol del calcio di Ciglia. Barone prova a difenderla. Riesce a servire Visconti. Poi attacca lo spazio Barone. Visconti ancora. Visconti messo giù, tutto regolare per l'arbitro. Allontana Faraone, ma regala la palla agli avversari. Intanto cambio nel calcio di Ciglia, fuori Longo, dentro il maglia numero 20 Pizzo. Quindi cambio lì davanti, vuole forze fresche in attacco l'allenatore del calcio di Ciglia e mette Pizzo al posto di Longo. Pronto Mauro a battere con le mani. Palli davanti, Visconti la prova a girare per Barone, ma tiene bene la posizione Palumbo. Palumbo si gira, Visconti che la toglie, messo giù, calcio di punizione Cus.
Peppe, Giuseppe! Peppe a fare un gol, Peppe! Costa, un passo dietro. Visconti batte questo calcio di punizione. Mette la palla buona col mancino. Ci arriva Aiello, la prende, la palla resta lì. Aiello! 2-1 per il Cusse, invitato a salire da Mister Demma. Trova il gol Aiello, la palla resta lì, la rimonta il Cus Palermo. Gol del 2-1 per il Cusse, un altro gol su calcio piazzato come sulla prima volta. Aiello invitato a salire dal Mister Demma, riesce a trovare il gol che gli vale il vantaggio. Ha segnato Aiello, ha segnato il Cusse. Trova il gol per la seconda giornata di fila. Difensore bomber Aiello. Arriva il gol al minuto numero 30 del secondo tempo di gioco. Mamma mia, che magia il calcio, signori. Aiello chiede all'allenatore se poteva salire in aria a provare a segnare questo calcio di punizione. Ha ricevuto il consenso del suo mister, ha trovato il gol. Attenzione! Concentrate! Va dentro il calcio di Cile, Mazzola la chiama e la fa sua. E qui può giocare col tempo Hai visto, Gabriele? il Cusse, ma Mazzola a terra dolorante. Si vuole da vedere. Interviene in campo il Cus Palermo. Non devi parlare con nessuno. Devi stare concentrato. Stare con la testa. È inutile. È inutile. Recuperiamo tutto! Prego! Dovete pensare alla partita! Pensiamo alla partita! Si era sotto Mazzola. Riprendiamo con un possesso del Cus. 2-1 in avanti sul calcio di Sicilia. Ha segnato, decide la rete di Aiello. Altro gol su calcio piazzato. Va in avanti Mazzola. Traore la tocca, la manda in avanti per Barone che riesce a girarsi, poi la allontana Florio. In avanti Costa, Barone non la prende, piazza la rimanda in avanti, insegue Vitale, la allontana questa palla, poi Maniscalco a sua volta la mette a livello della metà campo. Palumbo stacca bene su Visconti, ancora palla contesa di testa, prova a metterla giù Visconti, lotta con Palumbo, messo giù in maniera regolare, calcio di punizione per il Cus. Fallo ingenuo da parte di Palumbo. Ma per favore cosa? Vitale, andiamo a giocare, Vitale! Andiamo, passa questo pallone subito, 5! Dai la palla, Peppe! Ecco! È là dove è lui? Dove è lui? No, tranquillo. Calcio di punizione per il Cus. Va Agnello a batterla. No, fermo. Agnello cerca il secondo palo. Visconti prova a metterla giù, prova a difenderla ancora Visconti. Arriva anche Minà, gliela toglie il numero 16 il calcio di Cile. Minà ora prova a salire il contropiede del calcio di Cile. Serve Pizzo, non la trova. Allontanata qui il possesso. Rimessa la trave per il calcio di Cile. Arbitro poi ammonisce Barone per perdere di tempo. Ammonito Barone. Altro giocatore raggiunto la lista dei cattivi. Sono 3 in tutto il match. 2 per il Cus, 1 per il calcio di Sicilia. Ignoffo
La tiene in campo Florio, prova a servire Minà, anzi Pizzo, scusate, non riesce a girarsi, altra rimessa laterale, ancora calcio di Cilia. Mario! Sali, saltare, va! Attenzione a Luca! C'è l'altro! Florio va dentro, Maniscalco allontana ma la palla resta in aria. Insegue Sinagra. Rimessa laterale per il calcio di Cilia. Va Costa a batterlo. Attenzione! Costa ancora. La prende Faraone, però mette una palla in mezzo. Può saltare Rofino, salta più in alto Agnello. Poi Palumbo ci prova al volo. Il Barone riesce a mettersi davanti la traiettoria. A terra, Pizzo e assegna calcio di rigore al direttore di gara. Calcio di rigore per il calcio di Cilia. A terra Pizzo e si procura questa occasione al dischetto. Perché cosa, arbitro? Quindi occasione al dischetto per il calcio di Cilia. Giudica fallo in aria. Pizzo si guadagna questo calcio di rigore. Ora vediamo come andrà a finire. La prende Orofino. La posizione sul dischetto. Tu per tu con Mazzola. Arbitro! Arbitro! Si è fatto ingannare! Si è fatto ingannare! Orofino contro Mazzola. Dai Mazzo! Facciamo un po' di zoom. Invita i giocatori a uscire dall'area di rigore. Orofino contro Mazzola. Prende il fischio. Parte Orofino. La pareggiata di nuovo il calcio di Cilia. Segna ed è 2-2. Segna Orofino. Non sbaglia dal dischetto. E fa il 2-2 Orofino. Si riporta tutto in stato di parità. Al minuto numero 37 del secondo tempo di gioco. Ha segnato Orofino. Aggiorniamo anche il tabellino. Cosse 2, calcio di Cilia 2. Si riporta tutto in parità. 8 minuti più recupero dalla fine. Dai! Sali! Dai ragazzi! Sveglia! Più partito, dai! Ora più di prima! Locascio va a lungo. Ora più di prima, ragazzi! Incita i suoi il mister Demma. Messo giù Piazza calcio di punizione per il Cus. Mattia! Nessuno! Mattia! Dai, vai a giocare! Dico oggettivamente! 2-2. È tornato in parità il match per come tutto è iniziato. Gioca! Stiamo attenti là dentro! Peccato che la stai rovinando! Dai! Tanto ammonito mister Demma per proteste nei confronti dell'arbitro. Vediamola! Stiamo attenti, Gabriele, un po' più fuori tu! Dai, dobbiamo giocare! Stiamo perdendo tempo! Pronto ad andare in avanti Costa. Mette una palla in aria. Dalle parti di Maniscalco salta più in alto Palumbo. Ora Piazza per ristabilire il possesso. Florio lancia in avanti. Costa inseguito da Sinagra da una palla dietro da Mazzola che è costretto ad andare più lontano che può. Florio a Orofino. Giocatore che attualmente decide il pareggio. Allarga bene per Sinagra, la mette bene giù. In posizione irregolare secondo il direttore di gara, oltre la linea di difesa. Fischia e quindi sarà da ribattere Mazzola. Ammonito anche il mister del calcio di Cilia. A parte che non ho parlato io, concentrati! Mazzola pronto ad andare in avanti.
non trova Piazza. Forte Mauro! Forte Ora Mauro deve difendere il possesso da Sinagra, riesce a passare Sinagra, poi abbatte la rimanda in avanti, può prenderla Pizzo. Mauro si mette davanti la palla, Mazzola però la tiene in campo, sale la pressione del calcio di Sicilia. Mazzola va a lungo a cercare forse Traoré, salta più in alto Vitale, la prende Sinagra, messo giù, si continua a giocare, l'ultimo tocco è rosa, calcio è rimessa laterale per il Cus. Piazza la batte veloce, vuole trovare Visconti, spara la porta raddoppiato. In avanti Mauro, trova bene Traoré, prova a girare su Vitale, ci riesce, va a sparire il pallone. Traoré prova a servire Visconti, troppo lungo. Calma! Vai, sei centrale, vai tu! Super giocata di Traoré, poi non è riuscito a servire il compagno. Dai! Locascio va a lungo, Sinagra la difende, lo segue Mauro. Mauro gliela tocca, la tiene ancora Sinagra, va dietro le parti di Vitale, nuovo capitano da quando è uscito Grammauta. Salta più in alto Aiello e allontana, vuole tenerla in campo Faraone, rimessa laterale per il calcio Sicilia. Mina viene a prendersi un'altra palla, ancora Mina, lo segue da terra Piazza, lo trattiene, Mina non riesce a togliere palla, ancora Mina, semina il panico, Mina pensa al tiro, Mazzola lo blocca. Ci ha provato Mina, non lo riuscivano a prendere. Ora Ignoffo va in avanti, la insegue Visconti, anche Locascio lì, salta, la chiama sua, poi un po' di confusione, la prende Locascio. Costa, si continua a giocare per l'arbitro, Costa ancora tiene palla, attaccato l'Orofino da dietro, l'arbitro lascia giocare, allontana Orofino. Arbitro, cambio arbitro! Cambio arbitro! Cambio! Pallone! Esce 9, entra 19. Tanto cambio in attacco nel Cus, fuori Barone, autore del gol dell'1-1. La pareggiata dallo piccolo. Pronto a entrare De Luca. Quindi fuori Barone, dentro De Luca. Maniscalco, cerca l'entro De Luca. Costa non riesce a prendere, Orofino la manda in avanti, la prende Pizzo, non la prende Orofino, la riprende però Traoré che la gira dalle parti di Ignoffo. Qui va il voto cattivo qui contro Ignoffo, cartellino giallo per il numero 16 Mina del calcio di Sicilia. Intervento brutto da parte del giocatore del calcio di Sicilia. Non è rosso, Peppe! Non è rosso per noi, per voi ovviamente non è rosso, mister. Per voi è giallo, per me è rosso. È normale, cioè è normale, ma per me è rosso e per te è giallo, dai. Dai ragazzi. Dai, diciamo, dai. Oh, 10 minuti, signore! Signore! Tempo! Un minuto dalla fine, palla messa in mezzo, non la prende Visconti, la prende Vitale, la rimanda in avanti. Florio cerca proprio Mina che sale palla al piede, Mina non viene. Orofino tiene palla, cerca Pizzo, ancora Pizzo, prova il tiro, Mazzola riesce a bloccarla. Mazzola con le mani, 30 secondi alla fine, tempi regolamentari, poi sarà recupero. Mazzola la palla tra le mani, invita i suoi a salire, tutti in avanti i giocatori del Cus. Si resta 2-2. Oh, signore, tempo, signore! Mazzola la mette giù, va al rinvio lungo. De Luca riesce a girarla, Visconti la insegue, non riesce a prenderla, la tocca Piazza per ultimo, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Visco! Costa va in avanti, allontana Aiello, poi rincorre De Luca contro Palumbo. De Luca arriva anche Locascio
a dare una mano, la manda via di destra laterale Cus questa volta. Ci saranno 5 minuti di recupero. 5 minuti a partire da ora. Dai. Ragazzi, a tempo! Secondo. Mauro De Luca la tocca con la testa, la palla resta libero, Piazza prova a stabilire, a terra Faraone, Abate allontana più che può, Agnello la mette giù con un rischio, poi l'allontana, prova a servire Piazza, Visconti è in fuorigioco, stava arrivando Piazza, in maniera ingenua, la prende Visconti, che era palesemente in posizione di fuorigioco, infatti l'arbitro fischia, c'era Piazza che la stava andando a prendere. Dietro! Va bene qui. 2. Vai, sali! Ehi! Sei dietro! Locascio lo mette in gioco questo pallone, va lungo Locascio, salta Costa, la palla però torna a Abate pensa al tiro, lo prova, palla alta, Oh, visto! Nicolassa! C'è il tuo compagno, c'è! Dai, va bene, dai! Arbitro tempo. Dai, ora visto, dai! Dai, ragazzi, dai! Bene, Gabriele! Piazza sull'8, Piazza! Avanti all'8, Piazza! Avanti, ah! in avanti va Mazzola a cercare Traoré, la palla passa, De Luca ha messo giù, la prende Traoré, prova a accendersi Traoré, non trova il passaggio per De Luca, rimessa laterale. Cristiano, aiuta, Mattia! Quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine. Mattia, pronto a ripartire, Matte. Mauro, Ignoffo va a cercare Visconti, la prende Traoré, prova a mettere in porta Visconti, dentro l'area, Visconti sterza, Visconti! L'ha pareggiata Visconti! Tutto il Cus in campo, Visconti fa il gol del vantaggio 3-2 per il Cus. Visconti è riuscito a trovare la sua occasione, è riuscito a trovare il gol. Il giocatore in maglia numero 7 del Cus si porta in vantaggio, gran gol, sterza e poi non lascia scampo a Locascio. In avanti il Cus per 3-2, che emozioni. ancora no! Ancora c'è partito! Cus 3, Calcio Sicilia 2, ha segnato Visconti. Visconti riceve fiducia e risponde pronto al gol. Cus 3, Calcio Sicilia 2. Abate e lancia in avanti. Vole Sinagra, rincorre Piazza da dietro. Si continua a giocare, ferma il gioco e poi Piazza va in avanti a cercare De Luca. Palumbo ristabilisce il possesso, ultimi minuti di fuoco. A terra Piazza, forse ha preso un colpo. Ha giocato l'avversario. Questo succede se non esiste il limite. Oh, Picciò! Dove stai il gol? Ma si scaldano un po' gli animi in campo. Questo succede, questo. Oh! Prof! Ce la fa, prof! Ragazzi, fermate i palloni. Tutti fermi. Tutti fermi. Ragazzi, concentrate! Concentrate! Pronto Mina a mettere questa palla dentro. ...25 secondi alla fine, ma ci sarà forse un po' di extra da recuperare. Attenzione! Alzate! Mina va dentro, mette una buona palla in mezzo, Mazzola la chiama, la fa su, la palla gli scappa e c'è il gol del Calcio Sicilia! Clamoroso pasticcio
in porta, l'ha pareggiata il calcio Sicilia, l'ha pareggiata il calcio Sicilia, clamoroso pasticcio in porta, 3-3, Cus 3, calcio Sicilia 3. Poi non ho capito bene cosa è successo, espulsioni. Intanto fatto sta che si resta 3-3, clamoroso finale, clamoroso finale. Cus 3, calcio Sicilia 3. Raga, oh, finisce la partita tutti qua. Finale incredibile, nel recupero si era riportato in vantaggio il Cus, poi ha pareggiato il calcio Sicilia su questo calcio piazzato. Pasticcio, erroraccio in difesa. Oh, concentrati adesso. Ehi, ehi. La partita sta quasi per finire. Agnello lancia in avanti a cercare Visconti, anticipa Costa, De Luca prova a prenderla, la manda più in avanti che può Palumbo. Ora Aiello la ribatte lì. Visconti prova a sterzare, va a sparire la palla, ancora Visconti, la gioca dalle parti di Gnoffo che prova il tiro. Ma intanto il 10 è in 10 il Cus, sale il numero 16 Minà, ancora Minà, allarga dalle parti di Floro, lo segue Maniscalco. Minà un'altra volta, anzi Orofino, calcio d'angolo, calcio di Sicilia, tutto in avanti la formazione maglia rosa. Clamoroso finale, in 10 il Cus ora. Oh, arbitro! Arbitro! Arbitro, cambio! Cambio, arbitro! Macaluso va a saltare, Macaluso. Va a saltare, Macaluso. Macaluso sta per entrare per andare a dare una mano in difesa qui. Eccolo Macaluso. Visco! Vieni qua, Visco. Esce 7, entra 14. Fuori Visconti, dentro Macaluso. Dagli tempo di entrare. Dagli tempo di entrare, signore. 14. 14. Oh, aspettare. Eccolo Macaluso che entra in campo, va a dare una mano in difesa. Va a prendersi pizzo Macaluso. Attenzione! Arbitro! Concentrato! Sta per arrivare il fischio. Eccolo che arriva. Portiere! Palla messa in mezzo. In mezzo prova la girata, la palla resta lì, Vitale prova a difenderla, scivola bene. Maniscalco che salva tutto, è il capitano del Cus. Intervento regolare. L'invito al fondo già battuto. Va corto. Rischia qui, Gnoffo la mette in avanti. Arriva il triplice. Fischio e il direttore di gara che pone fine a una super partita. Si portano a casa un punto a testa sia il Cus che il calcio di Sicilia. Super partita, emozionante. Io vi ringrazio per la visione, per la compagnia e per la serata da passare insieme. Un saluto e alla prossima da Filippo.